sono il proprietario della posizione qua della bifamiliare, ho subito dei danni ingenti, ho speranza che venga aiutato perché da solo sono in pensione, ho visto in 2 minuti sparire tutto quello che lavoro. E so che i veneti si dà da fare, c'è un gran popolo, i miei cugini subito da qua si dà da fare subito. Qua dopo un giorno si arriva gente che qua, il primo giorno diciamo sì, macchina è un poco lunga, però si arriva. Mi speravo anche che continuasse ancora un poco dopo il tempo le inizie le ferite, però qua è così. E mi vivo tutti i giorni a pelle, insomma, sono qua 12 ore al giorno e è urgente che venga stanziati i fondi per aiutare questa gente, specialmente qui che ha perso tutto. Oltre alle parole, passare ai fatti, perché qua se ti vedo mandare uno un preventivo o un coso, ti dice te fa il preventivo, cioè si parla dei soldi, insomma. L'aiuto dei volontari che sta, ringrazio tutti, sta molto caloroso e anche utile, diciamo. Però è un primo approccio, il vero è essere i fondi stanziati, perché con qui si può andare avanti, perlomeno essere già aiutati, no che passa gli anni, che passa il tempo, che veniamo dimenticati, insomma, perché già da adesso la protezione civile passa meno o nulla, diciamo. Loro dicono che si può salvare il piano terra, diciamo, ma io ero dentro, ho sentito un bel scuotimento, diciamo, in 2 minuti ho avuto paura, cioè abbiamo rischiato la vita. Comunque siamo stati fortunati, per questo non c'è niente da dire. Quello che sembra un bombardamento è tutta da rifare, secondo me. Attualmente sono in albergo, però cerco di rendere abitabile il magazzino, però trovo tutta la burocrazia, no, questo devi farlo in regola, questo no, diventa un abuso, cioè accelerare in questi casi, accelerare la burocrazia, annullarla addirittura. In questi casi si fa tramite un geometra, tramite un tecnico, che venga, come dire, snellito l'iter burocratico, perché sennò io vado a stare fra 2 anni.